È notizia di oggi il declassamento della sanità del Veneto. Siamo scesi, una volta eravamo nelle prime 3 regioni d'Italia, adesso siamo addirittura fuori dalle prime 5. E il segno di questo declassamento è sicuramente legato e collegato anche a quanto poco stiamo facendo per i temi della salute mentale. Siamo l'ultima regione d'Italia per investimento nella cura della salute mentale e non stiamo parlando di un problema marginale, è la prima causa di morte e di disabilità in Italia, quindi di questo stiamo parlando. Oggi, ricevendo le associazioni che si occupano della disabilità mentale e dei problemi della salute mentale, ho deciso di presentare una mozione, un ordine del giorno all'interno del dibattito sul finanziaria, sulla manovra economica, per richiedere che si riapra il tavolo delle decisioni che la Regione Veneto ha assunto con dei tagli che hanno riguardato sia il territorio sia le strutture che si occupano di neuropsichiatria infantile, che si occupano dei problemi della salute mentale, anche perché si tagliano risorse e si spende poi di più in ospedalizzazione, quindi siamo veramente contraddittori e una delle cause del declassamento della Regione Veneto in materia sanitaria è sicuramente questo.